Ecco qua, i tre arnesi del mestiere, ragazzi. Ognuno con un nome? Ognuno con un nome. Nonna Mimma, nonna paterna. Mamma Gina, la mia mamma. Zia Anna, la zia di parte della nonna Mimma. 1, 2 e 3. Potete vedere, hanno 3 misure diverse sia di lunghezza che di diametro. La mia preferita è questa. Quella della nonna. Un tempo si ereditava come in dote, oltre le lenzuola, le uova, anche gli strumenti di cucina. Quindi mia nonna Mimma ha ereditato in dote questa canela, perché la diciamo in dialetto mantovano, è il mattarello, ma è la canela. Ma quanto è lungo? 1,5 metri? Questa qua no, di più, cioè, penso sia 160, penso che sia. Poi la misuriamo. Però la lasciamo riposare un attimino. Ciao ragazzi, Claudio e la canela, che non è la spezia che tutti conosciamo, bensì il mattarello, perché è così che viene chiamato in terra mantovana, che è dove mi trovo oggi, perché sono a Grazia di Curtatone, alle porte della città. Sono tornato qui, perché c'ero già stato a Ferragosto in occasione del bellissimo Festival dei Madonnari, ed è stato lì che ho conosciuto Claudio Somenzi, il titolare di questo ristorante, che in quell'occasione mi aveva preparato il panino col cotechino. Una preparazione apparentemente goliardica, certamente molto simpatica, però già lì avevo intuito, in base a quello che mi aveva detto, che dietro c'era una passione importante, e quindi sono tornato qui per verificarlo. E devo dire che non mi ero affatto sbagliato. E insomma, tutto parte dalla canela. La canela, sì, può avere dei doppi sensi, però qua è a senso unico, e per la sfoglia. Che rimarca anche le origini della tua passione, o sbaglio? Sì, esatto. La sfoglia tirata a mattarello, a canela, come diciamo noi nel nostro mantovano, la veracità del territorio è veramente importantissima e rispecchia il lavoro delle mani, la canela, perché tu tiri la sfoglia, ci metti la tua passione, si vede, perché quando uno lavora con le mani, lavora con la passione, giusto? Qui c'è il ricordo della nonna, della zia. Esatto, abbiamo il ricordo della nonna, di mia mamma, della zia, quindi un ricordo femminile. Certo. Un ricordo femminile. Sì, quindi sì. I sapori che oggi tu proponi sono quelli che hai ereditato dalla tua storia. Esatto, diciamo che le mie famiglie provengono una dalla campagna, che è la materna, e una dalla città, che è la paterna. E abbiamo un po' fuso nella nostra cucina le due essenze e le troviamo nei tortelli di zucca. Le troviamo. Uno della nonna nera, che è quello della campagna, con le salamelle e pomodoro, che racchiude l'umami, si dice adesso, di tutti i sapori. E l'altro, burro fuso e salvia, più delicato, dove la zucca è veramente la protagonista, il tortello. Mantova è terra di grandi tradizioni gastronomiche che affondano le loro radici molto lontano nel tempo e che hanno dato vita a storie come quelle di Claudio e della sua famiglia. Aprì questo locale nel 1999, o meglio, aprirono questo locale perché fecero questo tutto insieme, tutta la famiglia Somenzi. E fin da subito l'idea fu quella di preparare piatti della tradizione, o meglio, tramutare i sapori di casa in piatti che avrebbero dovuto incontrare l'apprezzamento di tutti. E detta così sembra una questione molto semplice, in realtà non era affatto così, perché forse sarebbe stato più immediato, per incontrare il gusto di tanta gente, aprire una pizzeria. Loro invece fin da subito decisero di rispettare la tradizione della cucina locale, ed è una linea che continuano a mantenere ancora oggi. L'idea è nata da mio padre, che il papà c'è ancora, il papà, ed è stato lui che diciamo ci ha incentivato ad acquistare, perché le licenze si acquistavano, no? Dai che vendono questo locale, le grazie, prendiamolo, che tu sei bravo a andare a mangiare la mamma, a Lilise piace fare i dolci, facciamo tutto in famiglia, siamo. Da lì diciamo che la colpa
il merito è del papà, mio papà Silvio, la mamma Gina e il papà Silvio. E poi con Elisa, ovviamente. Che è tua moglie. Elisa, mia moglie, lei ha la passione sfrenata per la panificazione, per i dolci. Ha una passione sfrenata per questo, io la passione per la cucina ereditata dalla nonna e dalla mamma, e siamo partiti. Ma è vero che erano più loro, Elisa e tuo padre, che volevano, tu subito non volevi? Bravo, precisamente, perché io conoscevo il lavoro. Io vengo dalla ristorazione, dalla scuola alberghiera, quindi da quando avevo 14 anni fino ad adesso, e sapevo quanto fosse duro lavorare in cucina e quanto impegno c'è da metterci e quanta passione. Ma la passione alla fine non pesa, perché la passione è tua. Certo. Quindi alla fine, però l'impegno del lavoro e il duro lavoro della cucina è veramente importante. Se facessimo un elenco di tutte le tipicità gastronomiche e culinarie del mantovano, staremmo qui fin sera. Avremmo bisogno di tantissimi fogli perché c'è veramente da perdersi. Insomma, c'è un patrimonio culturale, oltre che di sapori, veramente ampio. Ma basta questo per essere testimoni della mantovanità? Non occorre quel guizzo, quel quid in più che in un certo senso certifichi la capacità di essere autentici in cucina e in questa terra? Cosa vuol dire per te portare avanti la mantovanità in cucina? È il territorio, il campanilismo, addirittura, perché ovviamente ogni campanile ha una sua ricetta con il suo dialetto e noi abbiamo la stessa cosa in cucina. Quindi il mantovano su un di Rivalta, su un paese rivierasco come qua delle Grazie, vediamo che al tempo erano contesi sulla pesca, era una delle risorse principali. Mi sembra un po' duretto. La pesca, i due paesi erano. Quindi la territorialità poi dopo la esprimiamo nei nostri piatti alla fine, quello che ci sentiamo veramente di essere. Ecco. Anche con una creatività legata per esempio al cotechino. Sì, esatto. Il cotechino ultimamente si presta a delle ricette non fantasiose, però azzardanti, si può dire azzardanti. L'hai detto? Si può dire azzardanti. Con le pere. Bravo, è sempre mantovanità, perché a Mantova c'è la pera che è un frutto, tra virgolette, un po' lasciato in disparte, no? Poverina. La pera, perché poi dopo alla fine la pera è quella che ci dà l'idea di una persona non troppo sveglia, no? E invece la pera è molto importante perché si sposa con il cotechino in modo esemplare, gustoso e appetitoso, veramente. La pera è veramente eccezionale con il cotechino. L'ho fatto in modo un po' rivisitato, dai. C'è stata la nonna, le nonne, la zia, la mamma, tu. E adesso c'è Stefano. Adesso c'è Stefano, sì, grande. Stefano è il nostro figlio, il primogenito, si è appassionato della cucina, probabilmente la cucina l'ha presa dalla nonna Gina, e lui in cucina con me e adesso mi ha praticamente scalzato, ecco, mi ha messo qua, non dico in pensione, però insomma c'è un buon confronto con lui, direi. Lui è più innovativo, io sono un po' più tradizionale. Però c'è una passione e anche un cuore che continua, no? C'è Sì. orgoglio, c'è soddisfazione in questo. Sì, anche perché diciamo Sono fatti apposta. essere assieme a mia moglie da tanti anni, noi ci siamo sposati quando è nata la trattoria praticamente. La trattoria l'abbiamo aperta il 1° maggio del 99, noi ci siamo sposati il 6 novembre del 99 e assieme abbiamo portato avanti questa impresa, questa nave che ha navigato in acque anche turbolente e tormentose, però anche adesso insomma stiamo andando bene, il vento ci porta avanti, il vento anche di Stefano, che è quello che porta avanti le nostre passioni. E dove arriverà? Dove arriverà? Chi lo sa, finché c'è Stefano c'è speranza. Tutti fare la stella, non la stella, e non neanche da fare.